Buongiorno, chiediamo ad Alessandro Minello, referente per l'innovazione di Confcommercio, quali sono le possibilità di accedere a dei contributi per le aziende che intendono avvalersi del temporary manager. Il bando della Camera di Commercio sull'innovazione favorisce molto questa figura del temporary manager. In particolare esiste una linea specificamente dedicata che si chiama Capitale in Azienda, che consente alle piccole e medie imprese del terziario di, presentando dei progetti specifici, di inserire per almeno 5 mesi in azienda un temporary manager e ottenere un contributo finanziario in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile, piuttosto rilevante. Il contributo infatti si aggira sui 15-30 mila euro a seconda dei casi, soprattutto nel caso di rete di impresa che presenta il progetto. Il contributo appunto può raggiungere questi 30 mila euro, che è una risorsa secondo noi sensibile, soprattutto in tempi di crisi. Le domande per i progetti ai sensi del bando vanno presentate dal 16 settembre al 4 ottobre, con l'avvertenza che, essendo il bando gestito con la logica a sportello, è bene che le domande arrivino quanto prima, quindi se non proprio il primo giorno, ma comunque nei primi giorni di apertura della finestra di presentazione. Il bando prevede un'erogazione dei contributi su rendicontazione che deve avvenire alla fine del progetto. I progetti devono concludersi entro giugno 2014, per cui immediatamente dopo c'è il rimborso delle spese, e questo consente anche alle aziende che anticipano l'intero importo di avere tempi certi per ricevere poi il contributo camerale.